Passa da un leggio all'altro non solo per essere eseguita, ma anche per trasformarsi completamente. La musica di Pino Donaggio è così bella che ispira altri musicisti. Così, nelle mani della pianista Isabella Turso, canzoni famose come Io che non vivo o temi di film come Vestito per uccidere diventano un'altra cosa. L'approvazione è palese negli occhi del maestro veneziano, in prima fila all'Ateneo Veneto per la presentazione del CD Omaggio a Donaggio. Finalmente una bella occasione per incontrare pubblicamente Pino Donaggio, un grande artista, un grande musicista che però ama poco le luci della ribalta. Beh sì, perché quando anche smetti cantare ho deciso di non farmi più vedere in televisione, perché mi piaceva che rimanesse il ricordo. Odio un po' i revival, quindi non amo farmi vedere. Oggi però si tratta di un omaggio importante perché viene da un'altra musicista, una compositrice. Sì, mi fa molto piacere, però è nato un po' assieme, perché un mio amico da Trento, un gallerista, Raffaelli, mi ha telefonato che voleva farmi sentire questa ragazza che era bravissima. Avevamo appunto un primo incontro, poi mi ha fatto sentire una cosa dentro delle mie musiche. Allora ho detto, beh, non è brutta l'idea, siccome cercavo di fare un disco. Allora un po' alla volta li ha fatti anche sui temi di musica da film. È nato questo progetto che poi ho proposto a una casa discografica, la Kronos, che è piaciuto molto e ha pubblicato il disco. Allora, con questo omaggio a Donaggio viene proprio spontaneo esclamare meno male che ci ha pensato Isabella Turso. No, perché il rischio è quello di dimenticare un po' questi grandi artisti che ci vivono accanto. Assolutamente sì, tra l'altro io non sono veneziana, quindi accanto fino a un certo punto perché io sono di Trento, però conoscevo Donaggio, l'ho sempre ammirato e stimato. Come è scattato l'innamoramento? L'innamoramento viene da tempo perché insomma io sono un'onnivora, nel senso che ascolto di tutto, ma fin da piccola ascoltavo, poi conosco benissimo il suo repertorio di canzoni, mi piace tantissimo come sinfonia, ho scoperto di essere anche la sua preferita, insomma c'erano degli elementi in comune, poi il fatto che partisse dalla musica classica il suo percorso, un po' come me. E dalle canzoni si è trasferito è una parola, si è proprio dedicato alla musica da film. Questo mi ha sempre intrigato, ecco. A metà strada fra nascondino e caccia al tesoro, il gioco sulla tastiera ha divertito entrambi i musicisti. La parola chiave di questa operazione possiamo dire che è divertimento, perché si tratta di 14 divertimenti su temi di Donaggio, quasi una ricreazione. Assolutamente una ricreazione, ha detto giusto, perché non si tratta di arrangiamenti, non sono elaborazioni, non avevo proprio in mente questo tipo di lavoro, volevo proprio estrapolare dei temi di Donaggio e ricrearli in un contesto nuovo, originale, perché i pezzi sono originali. I temi a volte sono molto nascosti, altre volte sono più evidenti, ma lo scopo era quello non di arrangiarli ma di ricrearli con il mio stile, chiaramente senza però tradire la natura originaria di questi temi. Lei le ha lasciato carta bianca? È un po' una caccia al tesoro, la caccia al tema, perché non è che riconosce, ogni tanto è stato fuori il tema, se conosce il tema di film che sono un po' difficili, uno deve conoscerli, insomma, io onestamente qualcuno già non lo conoscevo, quindi è un po' difficile, è una composizione sua con delle frasi, con dei ricordi di Io che non vivo, di Come sinfonia, di Don't Look Now, il primo film, quelli di De Palma, un po' di tutto. Nel buio della sala, Isabella Turso ha suonato sempre accompagnata dallo scorrere di immagini importantissime per Donaggio. Senta, lei è autore di oltre 200 colonne sonore. Qual è il rapporto ideale fra la musica e le immagini? Io mi sono abituato talmente tanto a scrivere con l'immagine davanti che da solo stento adesso a scrivere. Il rapporto è proprio quello che non sapevo di avere, la memoria visiva che avevo e cercare di dare emozione mettendo della musica che anche il pubblico può essere preso e poi cercare di fare un pezzo che lo puoi ascoltare anche senza vedere il film, o lo ascolti e ricordi il film, perché viva un pochino da solo. Tra centinaia di colonne sonore di ogni genere, dall'horror alla commedia, dal poliziesco all'erotico, spicca il sodalizio con Brian De Palma, 7 film insieme a partire dall'indimenticabile Carrie lo sguardo di Satana.
Qual è la particolare alchimia che si è creata con questo regista? Non lo sappiamo nessuno di due, però io capisco cosa vuole lui. Lui sa come posso fare certe musiche io, perché dopo 20 anni abbiamo fatto Passion, e il 7° film. E anche se non parlavo inglese all'inizio ho detto beh, io vado, mi butto. Mia madre diceva sempre buttite nel Mar Grande. Allora io sono andato, ho fatto il primo film, Carrie, e ha avuto successo, lui era entusiasta e poi abbiamo continuato. Roberto Pugliese, che posto occupa la musica di Pino Donaggio nel panorama delle colonne sonore da film? Beh, un posto molto importante, acquisito negli anni, acquisito negli ultimi 40 anni, e un posto particolare perché lui proviene da un mondo della canzone d'autore, e quindi questo posto se lo è costruito, ritagliato pian piano negli anni attraverso alcune collaborazioni importantissime, fra tutte quella con Brian De Palma, e anche cercando proprio una sua strada particolare nella musica da film, cioè la strada di un sinfonismo melodico, non stucchevole, mai banale, mai scontato, sempre alla ricerca di una stretta connessione con l'immagine. Pino dice sempre che lui non riesce a lavorare sulle sceneggiature, lui ha bisogno di lavorare sulle immagini, e di ricavare dall'immagine la sensazione per la musica. E Pino Donaggio lavora moltissimo non solo per il cinema, ma anche per la televisione. Sue sono ad esempio le musiche di Don Matteo. La scelta di non trasferirsi in America, ma di restare nell'amatissima Venezia, forse l'ha un po' penalizzato, ma è dettata dalla necessità di rimanere in contatto con la sua principale fonte di ispirazione. Lei ha scritto dei temi bellissimi, indimenticabili. Da dove arrivano? Da dove vengono? Non lo so. Danzi diceva, un grande compositore prima di me, quindi diceva c'è qualcuno che come mi mette una mano sulla spalla e mi dice scrivi, in quel momento scrivi e ti viene il pezzo. Così è. Ma la melodia è ancora importante. Certo, ma per la melodia io per esempio aspetto sempre che mi venga un po' di ispirazione, e se non mi viene magari faccio un giro per Venezia che la trovo, poi rientro e comincio a scrivere, quindi tanti musicisti dicono che è solo tecnica e matematica, ma secondo me ancora l'ispirazione per un bel tema ci vuole. Nella vita quotidiana quali sono i suoni che preferisce? Il silenzio. Vero? Sì, perché sono sempre in mezzo alla musica e in mezzo alla baraonda qua di Venezia che diventa sempre peggio. Però insomma sono troppo vecchio per cambiare città. Lei ha scelto di rimanere e lavorare a Venezia. Certo, sì, assolutamente, perché potevo stare in America già da 40 anni. Non potrebbe scrivere musica altrove? No, qualche pezzo ho scritto anche in America, però l'ispirazione ce l'ho qui. Amo Venezia, sono nato qui, i miei genitori, la mia famiglia, le mie radici, ancora qualche volta vado a Burano, dove sono nato, ho ancora parenti, insomma è un vivere più naturale che stare a Los Angeles e stare lì disteso ad aspettare che ti chiamino per fare il film. No, odiavo quella cosa. Ecco dunque il mistero di questa scrittura così fluente e cantabile, è il legame con la vita. L'avvocato Sergio Camerino eccezionalmente in veste di musicologo per Pino Donaggio. Allora, qual è il valore della musica di questo grande autore veneziano? Il valore è questa serata, perché il fatto che la musica di Donaggio sia viva di una vita pianistica e riesca ad essere molto piacevole, molto suggestiva, trascritta e rielaborata dalla pianista Isabella Turso, dimostra che è una musica vitale. Non tutte le musiche, le colonne sonore hanno questa vitalità, questa capacità di vivere al di fuori dei film. Alcune muoiono con i film, altre invece hanno la musica di Roth, la musica di Morricone, la musica di grandi autori americani, non parliamo degli autori russi, hanno invece una vita che si prolunga nel tempo al di là del cinema, del film per cui sono state scritte. La musica di Donaggio è viva. Quando arriverà un Oscar per Donaggio? Quando indovinerò il film.
Quando Brian farà un grande film e saranno tutti candidati, forse arriverà. Speriamo. Speriamo, ce lo auguriamo tutti. Grazie a voi.